ritrovate cattoliche dintorni e buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Chiudiamo la puntata di quest'anno con un servizio dedicato ai sogni. Siamo andati fra gli studenti per capire quali sono le loro aspettative per il prossimo anno. Vediamo insieme il servizio. Jack si gira, parto, devo guardare dentro. Mi state riprendendo? Professoressa Gozzoli, che cosa significa per una persona avere dei sogni nel cassetto? Beh, diciamo che è una cosa bella e forse anche necessaria, nel senso che una dose di idealità è importantissimo per qualsiasi persona, che sia giovane, che sia anziano, che sia adulto. La questione poi è come un sogno può diventare in qualche modo non solo realtà ma progetto concreto. E cosa significa questo? Significa che è una meta verso cui tendere, cioè darsi degli obiettivi poi molto, molto reali senza mai perdere di vista che c'è un miglioramento possibile, c'è comunque qualcosa in cui credere profondamente e questa è una fonte di motivazione importante. Il mio sogno nel cassetto è quello di riuscire a prendere la laurea, almeno quella triennale, e poi di viaggiare, scoprire nuove terre, comunque conoscere nuove culture e poi magari dopo crearmi anche una famiglia tutta mia, così. Allora, bene, il sogno nel cassetto è quello di riuscire sia a prendere la laurea, la triennale, poi magari anche fare la specialistica e vorrei diventare manager, diciamo, il mio sogno, proprio perché mi piace viaggiare molto. E poi sì, quello magari di conoscere nuove persone, riuscire anche a stabilizzarmi, magari con una famiglia anch'io. Ok, allora il sogno nel cassetto dovrebbe essere una domanda abbastanza facile, anzi la risposta, però ci viene sempre difficile rispondere. Non lo so. Credo che avere un sogno nel cassetto significhi credere in qualche cosa, credere e quindi anche darsi da fare. Si parlava oggi dell'importanza dell'azione, non soltanto del pensiero, io ne sono molto d'accordo, per cui avere un sogno significa tenerlo dentro come qualcosa in cui ci dà il significato delle cose, il senso delle cose, e provare però concretamente a non solo inseguirlo, che sembra che ci scappi, ma proprio a costruire, a generare azioni che ci portino a realizzarlo. Mi piacerebbe esaudire il mio obiettivo, lavorare con i bambini e poterli aiutare, soprattutto quelli che hanno il tumore, e quindi nel reparto di oncologia pediatrica. Allora, il mio sogno nel cassetto è quello di riuscire a realizzare, a produrre un CD, il mio CD, genere rap, ma è un sogno, lasciamolo come hobby. Poi diciamo nel campo lavorativo invece sarebbe lavorare nella pubblicità. Ecco, questo è quanto. Diventare un artista, non lo so. Il mio sogno nel cassetto è di andare a vivere in Australia. Allora, il mio sogno nel cassetto è quello di andare in Australia perché è molto lontano e perché ho molti parenti là. E vorrei andare a Parigi a studiare e a lavorare dopo. E intraprendere la carriera diplomatica sarebbe il sogno nel cassetto. Andare all'Actor Studio di Los Angeles e sfondare tutto quanto e fare su miliardi all'anno. Il mio sogno nel cassetto è, penso, riuscire a scrivere un romanzo perché mi piace molto la letteratura e mi piacerebbe anche fare io qualcosa perché leggo molto e quindi appunto sarebbe riuscire a realizzare questa cosa. E ora vi proponiamo un servizio che racconta l'esperienza di Valentina, terzo anno della Facoltà di Scienze Linguistiche, indirizzo Relazioni Internazionali. Vediamo il servizio.
Valentina, sei al terzo anno di Relazioni Internazionali e è trascorso una settimana tra Israele e Palestina. Cosa ti ha spinto a partire per questo viaggio? Allora, fondamentalmente io sono partita per interesse personale, cioè volevo andare in Medio Oriente in quanto l'anno scorso avevamo studiato il Medio Oriente in tutte le salse, in tutte le materie. Poi ho scoperto che si poteva fare una sorta di tesi di laurea, ne ho parlato con il mio professore, che è poi il mio relatore della tesi, e quindi sono partita soprattutto per ricavare documenti che mi possono servire per la stesura della tesi. Che cosa avete fatto una volta che siete arrivati sul posto? Una volta arrivati là, i primi 2 giorni ci hanno diviso in gruppi. Io sono andata con il gruppo, diciamo, istituzionale che seguiva le conferenze sia in Israele che in Palestina. Gli altri giorni abbiamo diciamo, visitato le città più importanti, quindi Gerusalemme, Ramallah, Tel Aviv, e siamo andati per esempio anche nel campo profughi, abbiamo visto un po' la realtà e la situazione palestinese soprattutto. Che cosa avete visto durante questa esperienza? Durante questa esperienza abbiamo visto la sofferenza di questo popolo palestinese che sta vivendo sotto occupazione, quindi non sta vivendo, non ha una vita, non ha progetti, non ha futuro, e questa è la cosa che mi ha colpito maggiormente di tutto questo viaggio. Che cosa ti è rimasto più impresso di tutto questo viaggio? Quello che mi è rimasto più impresso è il muro che è onnipresente, il muro e la militarizzazione della società israeliana. Come sono cambiate le tue idee riguardo alla situazione israelo-palestinese dopo questa esperienza? Diciamo che sono cambiate completamente, in quanto io sono partita con un'idea che era quella fatta attraverso le notizie date dai giornali, dalla televisione, eccetera. In realtà la situazione è completamente diversa, c'è una sofferenza nei territori palestinesi che è inimmaginabile, e quindi il mio punto di vista è cambiato radicalmente proprio. Progetto di ritornare? Progetto di ritornare sicuramente sì, adesso vedremo quando, scrivo la tesi, mi laureo e poi vedremo.